Bonjour Francine Massiani. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Frequenza Mora pour nous présenter votre tout premier album, Donavad, qui vient de sortir. Il était temps, hein, depuis qu'on vous attend, depuis que le public vous attend, votre public. Oui, effectivement, j'ai pris un peu de temps parce que ça ne se construit pas aussi facilement et aussi vite. Il faut prendre du temps, le temps de trouver une équipe, de construire des chansons, un univers et surtout pour le premier, quand il faut... je pense que le premier album est assez important en fait, dans l'entrée de ce monde, quoi. Nous écoutons un extrait justement de cet album, Francine Massiani, voici Lontananze. Amore tesi stacchiosa in casa tutta di odo, o silenzio si posa e mi conta di odo a mancanza di te. Ogni stonda che cola con te, lontano da me, ed amarezza in gola un librone d'oimea, sfulitami sola. Una uscita cappiata da qualche zidellaggio, l'umore va alla io quanto e canta a quale ole sente i giorni senza te, i giorni senza te. Speranza di aborta chi s'apre, o calore e a presenza, o studio labre, da dole a lontananza. Ma a porta si stacchiosa con te, lontano da me, o silenzio che posa con librone di loime, Deo senza te. Uscita cappiata da qualche zidellaggio, l'umore va alla io vento e canta a quale ole sente i giorni senza te, i giorni senza te, i giorni senza te. Come una uscita cappiata da qualche zidellaggio, l'umore va alla io vento e canta a quale ole sente i giorni senza te, i giorni senza te. Ça c'est à la fin quand je me dissocio. O teatro era o 2007 mi pare. È principiato con Orlando Furioso che mi ha proposto di essere un personaggio di Colomba, con una partecipazione di oggi di Aviletta che hanno accompagnato tutto il lungo di Sabezza e Teatro. Allora, al principio mi sono detta, ma dice mi una formazione, soprattutto per questo ruolo gustico di un dramma. Mi sentiva amica, mia amica fa teatro, e pure dunque, nel senso che so che certe persone vanno a scuola o teatro che forse sarebbero stato me, e Orlando ha insistito per darmi corsi di teatro, per mettermi in scena, e infatti mi è piaciuto assai, mi ha imparato assai a fare ed è abbastanza complementare con la scena, con il canto, e dunque l'affare è nato così. Non vedevo altri che Francine. In più con Francine avevamo una sorta di complicità già precedente cinematografica e penso che nella mia visione
Colomba era soprattutto, è vero, una donna forte, energica, quindi Francine è forte e energica, ma soprattutto anche una zitella. Sono uno che piangono, sono i figlioli che sono disperati, sono gli antonesti che poi piangono e non assassini come te. Sia la dispero, mere baricino. No, hai donna tempo per capire. Tu hai più pianta babu, tu hai! Francine si una mica esperienza quantunque una sicilianotta chi tiene un palcoscenico in due sangue, si è vista e si vede. Francine ha una capacità enorme di stare sulla scena e ce la conduce, là, è come una bella voiture, il faut la conduire, porta bene, ma credo che fosse proprio nelle sue corde il suo personaggio. La scena comincia con questo canto di Villetta che è una cosa meravigliosa, poi è l'anima quando noi sentiamo questi canti e infatti questa ranido la giunge fino al letto di Moab che si ferma morto nel suo letto e dunque comincia la scena di forte. E sabia che per questa prima rappresentazione c'era un Moab nel pubblico. Allora, doppia pressione, perché chi è lui è un personaggio, e lui no, come un bussudo scontrato, Savoglioni. E dunque un Moab ha pianto. E questo per me è stato un momento abbastanza forte. Come tu sei scambiata? Un Simo che al principio ne ha da fare di cose e c'ha da sorprendere. La camicia del nostro abito. Sono 2 anni che la aspetto. Non sarà più certo a Zidellina che non voleva mica mostrare un po' troppo i seni in Romeo e Giulietta quando essayait de se cacher avec la sciarpa dans toutes les façons perché diceva non mi piglia mica perché si vedono i petti, un Zidella non vuole mica. Hai capito? È cambiata, sicuramente è cambiata, è diventata una donna di spettacolo in pieno, 100%. È importante che la gente vedesse Francine in quanto attrice. Ancora c'è gente che mi dice che ha avuto un'emozione da quel spettacolo enorme. L'hai visto giocare, ho arrivato di Guastia, una pezza che ha fatto Orlando Furioso. Abbiamo bisogno di una giovanotta che poteva giocare e che cantava. E fa una pezza che si chiamava La calzolaia prodigiosa di Garcia Lorca e dunque l'ho vista giocare stasera così e dopo sono andata a vedere da dietro ma l'ha detto j'ai besoin de toi e mi ha detto quand tu veux. È una giocca. È una partecipazione, dunque come l'abbiamo detto qui prima, era giunto al teatro per questa pezza di teatro e dopo mi ha proposto che poi mi sono detta wow, un altro personaggio importante nella pezza perché chi è abbastanza presente. Chi mi appena? Chi mi può fare tutto questo? Un taglio sposato, sopra, a 2 case non è pulita. Un mantienunda, non si vestito pulito come mai non si stato. Uso signore non usa il giù d'argento come allora ogni sera. E allora che vuoi più? Così a 2 schiavo può darsi, che sanno mai. Fa tu sempre a me e basta. Hai un di cusine. 3 mesi che non siamo sposati, papà. E io ti danno un gatto. E tu mi metti più basso che te. Ma no. Un bene con più laggio di scherzare. E chi volevi per te? T'ha negato? Tu quanto a me credi con beghi nulla, che? Ma so bene ciò che tu fai e ciò che tu non fai. E a Juane, nadio be sopra e giù. E chi mi può fare me che tu n'abbia sopra i giuffe sopra il tuo cappello? Perché che io ti devi un pippo? Ah, mi è piaciuto assai perché chi per una prima esperienza ha fatto un'esperienza di un dramma con Colomba e poi dopo c'era Gomea. E a Gomea, come Luigi Aguirre, quindi una persona allegra che cantava, poi di noi con un carattere abbastanza forte perché chi non si lascia mica va. C'è una decina di re per fa una regina di me. Di sire trebole na me, 7 di ole nu pare, fatti re.
ma ce n'è uno di sidre. Tutto che mi è piaciuto e ho provato, poi l'affare si è fatto e è stato veramente un piacere di lavorare con la squadra di Ude Adrino. Per onorarlo assai perché ci ritroviamo sempre in come c'è questa maniera di lavorare che è piacevole, per usare il lavoro è veramente piacevole. So dunque due a voler. È una maniera di giocare che a me mi piace assai, che è una maniera naturale, in più capisce subito ciò come domanda, quando gli dici ci voleva fare così o così, capisce subito, non c'è mica dopo spiegazione, dunque è interessante vedere come gente così, in più buono, è mignon, simpatica, e cantava, e giocava a una maniera naturale, spudica, corsa di giocare, ciò che noi cerchiamo noi a Ude Adrino, per questo personaggio così, che era un personaggio come dire allegra, che canta, gore, va, balla, gira, e voilà, era veramente un personaggio che noi cercavamo. Un biscordate di che l'inverno è lungo e chi l'aspetto. Allora, la cugliere di va. Come se le rare regine a tempo? E se per azzardo è niawa, Impazzerebbe di gioia. li perdoneria di Asuscimizia. È un pezzo che l'è perdonato. E se lui è niawa, Ah, ma che lo anche puro. ma è qui carino. Cosa? Ah, sei tu! Bandito! Assassino! Vai! Ah, ma è pagare! L'inferno adesso è nulla accanto! Che assassino! Assassino alla bagalla! Ti tengo in gara! Che bandito! Una bellezza di teatro giocate siete gusti davanti al pubblico, un po' di mica trica, voglio dire, se voi sbagliate, ce la continuate, ce la dire così, invece che Paraiso, se non ci sbagliamo, si può ricominciare e poi io non è mica lo stesso. Allez, Francine, en place.